in via Purple 17 non troverò più come te l'America che mi dava la cioccolata in mano. Oh Johnny Johnny, I love you baby, yeah. Vuoi ballare con me? Se tu mi dai la cioccolata, io ti darei la patata. Na koncu ne bom predolg, vam želim vsem čim več lepih trenutkov na sejmu, na bogatem ob sejemskem dogajanju in v Izoli. Še enkrat dobrodošli. Hvala. Signor Ministro, le do il mio migliore benvenuto al Sindaco di Isola pure, alle autorità presenti, signore e signori tutti. Chi ha visto i boat show precedenti probabilmente vede che c'è un ridimensionamento perché questo boat show è più contenuto. Non è che non abbiamo fatto tutto il possibile per averlo più ampio, più grande come era nella tradizione precedente, però devo dire che tutti quanti i collaboratori che ho hanno fatto il massimo e siamo arrivati a questo risultato che, visto i tempi di crisi, è un risultato che ritengo buono, però non sono io che devo dirlo in quanto l'abbiamo organizzato, lo direte voi alla fine della vostra visita. Logicamente questo ridimensionamento è dovuto a quella crisi generale che coinvolge anche la nautica, ma soprattutto la nautica che ha la dimensione presente nel nostro marina, dal 25 metri in giù, mentre per imbarcazioni da 25 metri in su questa crisi non tocca perché, come dico, ai ricchi fa poca differenza che ci sia qualcosa in più o in meno, ovviamente ne risentono di più quelle classi medie che devono fare i conti sì con una certa agiatezza, però con un'agiatezza che si sta un po' riducendo dagli ospiti del Marina, che dovrà essere sfruttato con una migliore collaborazione che mi auguro sarà d'ora in poi sempre presente con le autorità locali e con le istituzioni locali. Grazie. Gospodu ministru, vsem gostom, vsem razstavljalcem, prijateljem nautike. Un cordiale saluto a tutti quelli che hanno il mare vicino al suo cuore. Isola certamente è sempre vissuta con il mare e vivrà anche in futuro con il mare. Speriamo che questa edizione sia un inizio di un futuro bello per il boat show, ma anche bello per Isola, specialmente come cooperazione, perché una cosa importantissima è questa, che quest'anno abbiamo introdotto la città nella marina e viceversa. Torej, želim si, da bi sodelovanje se nadaljevalo, da bi sinergija med izolskim mestom, med zaledjem, kot je rekel direktor Galasi, ter marino kot takšna sodelovala in prinašala temu teritoriju Izoli in njeni okolici neko bodočnost, neko perspektivo. Očitno otvoritev boat-showa še spada med tekoče posle. Ona dva imata še vedno polna pooblastila, jaz od včeraj ne. Lep pozdrav z moje strani, z veseljem vedno pridem na obalo nazaj in vse čestitke organizatorjem, da so se v tem težkem času odločili organizirati boat-show. Svež veter je napolnil jadra organizatorjem letošnjega izolskega dogodka in je dobrodošel. Poleg dogodka, poleg marine, bo celo mesto zaživelo z njim. Morje ima izjemno povezovalno moč, gre za bogatstvo, ki ga skupaj delimo sosedi, hkrati pa nam ponuja neomejeno svobodo in nam odpira okno v svet. Kot se prepletajo morski tokovi in valovi, se tudi na kopnem prepletajo z morjem povezane vsebine. Kanček tega bomo v prihodnjih dneh okusili prav tukaj v Izoli. Z roko v roki bomo v bogatem kulturnem in športnem programu pluli med preteklostjo in sedanjostjo in vizijo prihodnosti v nautiki. Boat show v Izoli priča, kako bogata je naša zgodovina razvoja nautičnih plovil in koliko smo že prehodili od takrat. Evolucija od časov, ko so po teh vodah pluli preprosti drevaki, čupe,
do tehnološko dovršenih plovil, ki nam jih danes na ogled ponujajo sodobni proizvajalci plovil, je naravnost fascinantna. Naša zgodovina s Čupo, celo knjigo imamo napisano v njej, je izjemna in naši najmodernejši oblikovalci, ki jih slovenski narod danes ponuja in zaseda izjemno pomembno mesto v svetovnem nautičnem, torej v svetovni nautični produkciji, je nekaj posebnega za tako majhen narod. V nautiki nedvomno segamo v sam vrh, v čemer poleg domačih razstavljenih plovil pričajo številni uspehi in priznanja slovenskim